sono molti modi per conoscere la storia più antica dei nostri borghi e dei loro luoghi di culto. Uno di questi è capire che informazioni ci danno i toponimi e le titolazioni. Nel caso di Torre di Mosto e della sua parrocchiale di San Martino, ci troviamo di fronte a nomi evocativi. Possiamo infatti immaginare un insediamento originatosi molto indietro nel tempo, come ci suggerisce la dedicazione al santo vescovo tra le più antiche nella diocesi di Vittorio Veneto e caratterizzato da una struttura difensiva in forma di torre. Guardando la chiesa dall'esterno, incontriamo una facciata dall'impianto classico. L'interno rivela una maggiore complessità, anche grazie all'apertura nel Settecento delle cappelle laterali e alle pitture parietali. Sul soffitto, in particolare, campeggia un pregevole affresco di Costantino Cedini del 1772, raffigurante la morte di San Martino in una suggestiva prospettiva architettonica, mentre lungo le pareti dell'aula si possono ammirare 4 dipinti di inizio Ottocento con le scene della vita di Gesù ad opera di Paolo De Lorenzi. Il fonte battesimale spicca per il suo coprifonte in legno scolpito, dove tra volute tipicamente settecentesche campeggia la raffigurazione del battesimo di Cristo. Nell'ottocentesca Madonna delle Grazie, afferente al tipo storico-artistico della Madonna vestita, la Vergine e il Bambino sono costituiti da una struttura interna snodabile di legno dipinto e coperti da 2 candide tuniche dal taglio semplice. Nella frazione di Boccafossa, nella chiesa dedicata a Sant'Anna, sono in particolar modo 2 le opere da segnalare: l'altar maggiore, in stile neogotico di Servilio Rizzato, e la Madonna del Latte, scultura in pietra datata al XIV secolo. Maria, seduta su di un trono e ricoperta da un manto dalle morbide pieghe, porge il seno al figlio seduto sulle sue ginocchia. Gesù la guarda, mentre afferra con la manina il braccio della madre. Questa e la Madonna delle Grazie della parrocchiale sono 2 opere molto distanti tra loro, divise dai secoli e da materiali e stili molto differenti. Medesima è però la devozione mariana di cui parlano, dandoci una chiara immagine della fede nelle comunità di Torre di Mosto.